Oh, eccoci in Lapponia, nel meraviglioso paese di Babbo Natale. Tra un po' dovrebbe anche apparire. Eccolo qui che arriva. Babbo, mi sente? Sì, ma facciamo presto che devo andare a ritirare il mio cappotto nuovo. Ecco. Ma di solito non li porterei i regali. Un cappotto nuovo? Sì, sono diventato testimonial di una fabbrica di cappotti di renna. Come di renna, scusi? Immagino che le renne non siano proprio contentissime. Infatti sono 3 giorni che non mi guardano più in faccia. Vorrei ben dire. Senta, ma ci tolga una curiosità, Dimmi. Babbo. Ma lei è sposato? Sì, stavo con la Befana, ma la Befana viene di notte, si sa, io la notte giro, allora mi sono sposato adesso con la famosa Mary. E chi è questa? Con Mary, ha detto? Con Mary Christmas. No, guardi, non cominciamo così. Piuttosto ci dica, quest'anno ha ricevuto tante lettere? Tante, la F, la G, la B, la K. Cos'è questa? La ruota della fortuna? Compra una vocale allora. Compra. No, guardi, a parte gli scherzi, ci legga qualche lettera che ha Ecco ricevuto. qua, guarda questa, è di uno che mi scrive. Ecco, caro Babbo Natale, dove posso andare in Francia quest'anno a Natale? Andrai a Rennes. Ah, già? Rennes, la famosa località della Francia. E senti questa, senti. Caro Babbo Natale, se quest'anno le renne non mi cagassero in salotto, sarebbe molto meglio. Ha ragione però sto qua, dai, scusa. Ma chi è questo? Ma scusi, ma lei ha cambiato voce adesso. No. Questa voce a me pare di conoscerla. Siamo sicuri che lei sia veramente Babbo Natale? Sicuro, Babbo Natale? Ciao, anche a Massimo. No, lei è Nane Bortolini. No. A me infatti pareva di conoscerla. Ma che gli è venuto in mente di fare il Babbo Natale? Shh, Tasi, che se mi riconosce, mi licenzia. L'anno scorso che ho domandato a Babbo Natale di portarmi una letterina, non me la portava, era sto anno faccio mi Babbo Natale, capito? Che gli aveva chiesto però a Babbo Natale? Una muta. Una muta, quindi aveva deciso di dedicarsi alla pesca subacquea. Non ti ha capito niente, una moglie muta al posto di quella che ho che parla massa. Ecco, E sua moglie cosa vuole per Natale? un aneo impestato di diamanti. Guardi che si dice tempestato. Sì, e dopo voi a una peiccia di Astrakhan, ero io di guarda che asina bestema, era stato dove chiamando a farsi i fanghi e terme. Ecco, Sicuro che sia contenta? no, però intanto si abitua a stare sottoterra, visto che l'età avanza, No, Bortolini, ma lei è un mostro, eh. e te sarebbe ottia, scusa. Allora, ci dica, cosa farà il giorno di Natale? Una bella magnata di pasta e fagioli e dopo una fetta del dolce tuo e il pandoro. Intende il pandoro? Sì, là, ciao. E dopo mangiato, che farete? Una bella tombola? No, siamo mangiati i fagioli e non si può più segnare i punti, lo giochiamo a carte e gioco del memoriale. Che gioco sarebbe? Sentiamo. E gioco e aveccia. Bortolini, a lei di sicuro Babbo Natale non porterà nulla. Va bene. Guardi, al massimo gli porterà un po' di carbone la Befana. Meglio, così scaldo a casa gratis. Buon Natale a tutte e a tutti!